Io ho sentito verso la mezzanotte dei grandi rumori sulle scale, gente che urlava. Poi, successivamente, questo ragazzo, perché si capiva che era una voce giovane, insomma, che piangeva, che si lamentava. Sono alcuni frammenti di una nottata di follia a raccontarli una residente di Borgo Stolfi che, atterrita dalla paura, non si è mossa dalla sua abitazione. Quelle urla non erano quelle di una semplice bravata. Infatti io non sono uscita a vedere per paura, ecco, cioè ho preferito stare in casa, che non erano voci e urla normali di ragazzi magari ubriachi, ecco per dire. No, era di una persona che aveva, che si stava lamentando e che piangeva, quindi come fosse un dolore addosso, insomma, ecco. È circa l'una di notte nel cuore di Pieve di Soligo, tra la piazza del municipio e il Duomo, è qui su questi scalini per entrare in corte che il 19enne viene colpito da un fendente al collo, sanguinante, cade a terra. La chiazza è rimasta visibile per tutto il giorno, nonostante di prima mattina si sia provveduto a lavare i segni. Ad allertare i soccorsi è la stessa vittima. Sul posto arriva l'ambulanza del SUEM che trasporta d'urgenza il ragazzo al pronto soccorso di Conegliano. Subito si capisce che la ferita è compatibile con un'arma da taglio e immediate scattano le indagini dei carabinieri della stazione di Cison di Valmarino. Il presunto aggressore è un coetaneo, amico di sempre della vittima, rintracciato nel corso della notte mentre si aggirava a piedi nella zona di Follina. Con sé aveva un coltello a serrammanico. L'aggressione, stando a una prima ricostruzione, è avvenuta al culmine di una lite esacerbata con ogni probabilità dall'alcol. Da indagare la causa scatenante, non si escludono vicende di droga. La vittima poco prima era stata vista girarsi per le vie del paese con un altro giovane, un parente, che al momento della colluttazione pare non fosse presente, ma è da appurare. L'ipotesi è quella di tentato omicidio con l'aggressore in attesa di convalida dell'arresto. L'accusa, a seconda dei giorni di prognosi, potrà essere derubricata a lesioni gravissime. La coltellata infatti non ha fortunatamente compromesso organi vitali. La vittima sarà ascoltata dai carabinieri non appena le sue condizioni lo consentiranno. Ogni testimonianza a questo punto sarà preziosa. Di lunedì sera buona parte dei bar è chiusa, la stessa corte era deserta. Penso che è orribile, non sia grave, è proprio orribile e non- non ho parole in realtà, credo che vada un po' sistemata la situazione qui, non solo a Pieve.